Architetto, in cosa consiste allora questa nuova iniziativa? Beh, è un'edizione delle giornate di studio che si svolgono ogni anno a febbraio alla Fondazione Benetton. Il tema è apparentemente banale, perché abbiamo scelto una parola che è di estrema sintesi, prati, e che però ha destato immediatamente grandissima curiosità, sia nella comunità scientifica, perché appunto Prati ricorda moltissimi aspetti, le storie della città, i toponimi, i prati nelle città europee sono dei luoghi di altissimo significato per la vita collettiva. Per chi si interessa di ecologia, di ambiente, i prati sono delle formazioni che sono imprescindibili per la salute e la vita delle città e soprattutto per chi si occupa di cultura, perché i prati rappresentano un modo di vivere insieme che non è supportato da un disegno vero e proprio, da un'architettura, ma è supportato da un'idea, da un significato che si attribuisce al luogo pubblico. Per cui abbiamo abbinato alla parola prati la parola common, nell'accezione anglosassone che rappresenta proprio questa dimensione di percezione collettiva, questo status, no? Ed è quello che ci interessa oggi nella città contemporanea. A chi appartengono gli spazi pubblici? Chi si prende la responsabilità di curare un prato? Quindi sono tutte questioni di natura culturale, sociale e politica che sono molto dense e quindi sgorgano da questa parola apparentemente banale, come ho detto, apparentemente semplice e forse sono le parole che oggi ci interessano maggiormente a discutere in modo critico sul senso della nostra vita, del nostro lavoro culturale in una città.